Domenica pomeriggio presso la chiesa di San Nicola un interessante convegno riguardante l'onorevole La Loggia a 30 anni dalla sua scomparsa. Ecco, il professore Di Natale organizza l'evento alla presenza anche di qualificati relatori. Ricordare l'onorevole Giuseppe La Loggia a 30 anni dalla sua scomparsa significa almeno avere presente alcune cose fondamentali. Primo, non si può fare politica senza cultura, perché l'onorevole Giuseppe La Loggia, prima di buttarsi, come si vuol dire, nel mondo della politica, si preparò culturalmente. Una cultura solida, una cultura giuridica, una cultura umanistica. Ricordare Giuseppe La Loggia significa anche mettere in evidenza il suo impegno per l'autonomia siciliana. La Sicilia, quando divenne presidente della regione, aveva 500.000 emigrati, dunque una situazione sociale davvero grave. Giuseppe La Loggia guarda ad una Sicilia nuova, diversa, industrializzata e si pone il problema: perché i prodotti siciliani, invece di trasferirli altrove, non li lavoriamo, non li trasformiamo qui in Sicilia e facciamo di una Sicilia una terra industrializzata? Ecco, questo è il grande sogno. Giuseppe La Loggia dunque un uomo per una vera riscossa della Sicilia che come non c'era mai stata. Ricordare Giuseppe La Loggia significa anche avere presente quale fu il suo pensiero politico. Il suo pensiero politico fu il cattolicesimo sociale, quel cattolicesimo che mette al cuore dello Stato, della patria, la dignità della persona umana, con i suoi diritti inviolabili. Pertanto ricordare questo grande uomo politico che ebbe incarichi a livello regionale, nazionale, nella democrazia cristiana, significa ricordare un grande patrimonio culturale e politico. Gli ospiti? Gli ospiti che ricorderanno Giuseppe La Loggia sono due grandi figure della democrazia cristiana, e cioè l'onorevole Calogero Mannino e l'onorevole Calogero Pumiglia. Mi sembra doveroso ricordare che concluderemo questo evento con un concerto in ricordo di Giuseppe La Loggia eseguito dal coro di Santa Cecilia.